È qui a Portovesme, un piccolo centro poco distante da Carbonia, che incomincia il nuovo volto della Sardegna. È qui che nasce il primo grande complesso industriale destinato a mutare nel giro di pochi anni il volto economico dell'isola. Giorno di festa per Portovesme, gran festa per gli uomini che lavorano nel bacino del Sulcis. Una folla di operai, di minatori, di manovali all'arrivo del ministro per le partecipazioni statali Giorgio Bo. Alla presenza del presidente della regione sarda Corrias, dell'assessore all'industria Melis e del ministro degli esteri Segni, il ministro Bo procede alla posa della prima pietra della supercentrale termoelettrica di Portovesme. Dopo la firma della pergamena, Segni pone il documento nel blocco di granito. La vecchia centrale termoelettrica non rispondeva più alle aumentate esigenze industriali del paese. La nuova sarà alimentata come l'altra dal carbone del bacino del Sulcis. Attraverso una lunga e moderna teleferica, centinaia di carrelli scaricano ogni giorno tonnellate e tonnellate di carbone, il fabbisogno della centrale. Ora i minatori, che hanno qui il loro lavoro, le loro case, le loro famiglie, non saranno più travagliati come un tempo da crisi economiche.